Preso al volo Andrea Bergamin, che è il presidente della Proloco, una stagione che è cominciata, come abbiamo già detto fuori onda, col botto, carnevale da una parte, pieno di gente, oggi è domenica, già ieri sera c'era strapieno in tutte le vie e quindi una soddisfazione per chi come lei fa il presidente di una delle più famose associazioni Proloco del Polesine. Sì, sinceramente sì, mi sento molto orgoglioso di far parte di questa Proloco. È una Proloco nata nel 2012 e che cresce pian piano ma con dei bei numeri, perché abbiamo la fortuna di avere una località turistica invidiata da tutti e la gente c'è risposta, si vede anche il lavoro che abbiamo fatto, ecco, tutto lì. Ecco, ricordiamo che non è solo Rosolina Mare, voi siete anche presidente, cioè avete la Proloco di Rosolina, che tra l'altro fra pochissimo ci sarà anche la fiera. Tra l'altro, come ogni anno avete delle macchine straordinarie in premio. Come fate? È un lavoro di gruppo, perché c'è la Proloco, c'è l'amministrazione comunale, la parrocchia, la banda, la filarmonica, quindi c'è un lavoro di gruppo dietro, tanta gente che lavora, tanti volontari, e qui mi sento di ringraziare veramente tutti i volontari che lavorano in questo settore, perché danno il loro tempo a titolo gratuito, cioè non è facile trovare gente che si spenda e veramente c'è da perdere tempo, però è bellissimo, c'è una soddisfazione grandissima quando vedi questi risultati. Ecco qua, siamo al 9 o 10 di luglio. Cosa ci dobbiamo aspettare fino a fine stagione? Tante serate, tanti belli eventi. Ci sarà Sapore in Piazza il 21, 22 e 23 luglio. Tra l'altro giustamente ci diceva, guardate le nostre pagine social, guardate la nostra, perché non possiamo spoilerare tutto. Sappiate che ogni settimana c'è qualcosa e complimenti, è una programmazione ogni anno forse tra le più complete di tutte le spiagge dell'Adriatico. Ti ringrazio, sì, veramente proprio un programma completo, lavorato insieme all'assessore Patrian dell'amministrazione comunale, all'assessore turismo e a Michele Grossato, cioè tutti hanno collaborato a questo calendario e secondo me è un calendario ricco. Vediamo anche Rosolina Beach Festival, dopo il Sapore in Piazza ci sarà Rosolina Beach Festival con Mr. Rain, Umberto Tozzi, Marco e Pippo e una serata anni 90, ecco, dai Radio Company. Sarà veramente il top di quest'estate. Dopo ricordo a tutti, anzi ricordo subito che il 12 di luglio alle ore 9 c'è la partenza della Cammina per la Pineta, è un appuntamento fisso di tutti gli anni, con partenza da Viale dei Pini e arrivo qua al centro congressi dove ci sarà la premiazione e anche una fetta d'anguria per tutti. Grande Presidente, grazie anche per l'anguria, buona giornata e complimenti a Rosolina e alla Proloco. Grazie a voi, buona giornata.